Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock it two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Prova. Buongiorno a tutti, benvenuti ai presenti al nostro workshop organizzato dall'ENAIP. Si chiama Respect, riguarda la formazione professionale in azione per un uso consapevole dei social media. Io sono Emanuela Vizzarro, Project Manager per ENAIP, lavoro nell'area internazionale e oggi vi porterò in questa traversata all'interno del mondo del cyberbullismo, dei discorsi d'odio, e scopriremo che cosa sono, per chi non le ha mai sentite nominare, le cosiddette escape room. Il rispetto. Partiamo proprio dal nome del progetto, che è un acronimo. Allora, in ambito di etichette è sicuramente un argomento molto vasto. Nel corso della prossima ora cercheremo comunque di approfondirne alcuni aspetti con i nostri ospiti. Allora, parleranno qui con me, e procedo per ordine di interventi, il dottor Sergio Cabigiosu, formatore volontario del Movimento Etico Digitale Social Warning, la dottoressa Claudia Bordin, formatrice di ENAIP Veneto, sede di Dolo, Venezia, che ci parlerà della sua esperienza diretta all'interno del progetto Respect. Ma prima di cominciare ad entrare nel vivo dei lavori, io vorrei come prima cosa raccontarvi un po' di ENAIP, della nostra azienda, perché è vero che oggi siamo qui a parlare di progetti, di competenze, ma i tempi sono ben cambiati da quando ENAIP nacque nel 1951 per supportare le nostre comunità che allora, in pieno dopoguerra, erano alla ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro. La nostra mission, da 50 anni a questa parte e più, è ancora la stessa, perché oggi nei nostri centri di formazione lavoriamo per offrire alle persone la possibilità di imparare un mestiere. Si possono aggiornare, specializzare, lavoriamo con le imprese, soprattutto a livello locale e territoriale. Siamo con i nostri allievi, giovani e adulti, e in loro e in tutti i momenti importanti della loro vita professionale. Offriamo loro orientamento quando si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro e li supportiamo nelle scelte importanti della loro progressione in termini di carriera e ad esempio anche quando decidono di avviare un'attività in proprio. Facciamo questo nella bellezza di ben 18 scuole di formazione professionale su tutto il territorio del Veneto. Non si tratta solo di uffici, naturalmente, si tratta di scuole, di aule, di laboratori che sono attrezzati con tecnologie d'avanguardia proprio per restare al passo con i tempi. Questi 18 centri di formazione diventano 90 quando prendiamo in considerazione l'intero Nord Italia. ENAIP Net, per esempio, è la rete, il network degli ENAIP nel Nord Italia, che ingloba gli ENAIP della Lombardia, del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia. Ci sono infatti, grazie alla presenza dei nostri cugini ENAIP di altre regioni, una serie di progetti e di tematiche che abbiamo particolarmente a cuore, come l'inclusione sociale e lo sviluppo di competenze che accompagnano la transizione green e digitale. Su questi temi prioritari lavoriamo appunto insieme ai nostri colleghi nella rete di ENAIP Net. E l'ufficio presso cui lavoro io
ha proprio il mandato di sviluppare e gestire i progetti internazionali per conto di tutto il consorzio. Spendendo invece qualche parola in merito al progetto di oggi, Respect, che è un progetto che contribuisce alla sensibilizzazione verso i temi dell'incitamento all'odio e del cyberbullismo, partendo da un presupposto importantissimo, quello che la formazione professionale sia il luogo di educazione ai valori civici, e nasce soprattutto per mettere in dialogo nazioni diverse con esperienze diverse. Nasce grazie all'interesse della Germania, che con l'ente EBE, che si occupa di fare educazione sulla prevenzione alla violenza in rete, non solo presso il loro centro e sede territoriale, ma anche all'interno delle scuole del territorio stesso della Germania. Per cui è nata la partnership con l'Italia, con ENAIP, che ha esperienza sulla prevenzione del cyberbullismo, e questo dialogo tra l'Italia e la Germania ha concretizzato questo progetto al fine di tirare fuori un modello didattico trasferibile. Al partenariato si è aggiunto anche l'ente svedese Furuboda, che si occupa in particolare di coloro che si trovano in svantaggio sociale. Il fine del progetto è quello di creare un materiale didattico, un kit pronto per l'uso per i formatori, poiché l'ideale sarebbe poter inserire questi interventi di formazione in una programmazione didattica regolare, no? Questo sarebbe proprio assolutamente, come dire, il fine ultimo per andare ad arricchire quell'educazione civica che spesso viene un po' tralasciata. Bene, detto questo, siamo pronti per lanciare il primo intervento. Pertanto, fatte le dovute premesse, è un piacere di nuovo reintrodurvi e passare la parola al dottor Sergio Cabigiosu. Ma prima ancora che lui possa prendere la parola, vediamo un attimo un video di presentazione di Social Warning e poi passiamo la parola a lui. Grazie intanto per l'attenzione. Bene, buongiorno a tutti, c'è qualche viso noto, mi fa molto piacere, grazie di essere qui, grazie dell'introduzione. Direi che la prima cosa da mettere in chiaro è che quello che unisce Social Warning, che è un progetto che è nato all'interno del movimento etico digitale, e ENAIP, è il fatto che entrambe abbiamo come idea quella di portare tra i ragazzi e portare nella nostra società come strumento per l'utilizzo della rete l'uso consapevole, quindi portare un'educazione, fare in modo che i ragazzi possano accedere sempre più ai social media, ma anche allo strumento rete tramite un uso consapevole, quindi conoscendone effettivamente quelli che sono sia i pregi chiaramente, ma anche quelli che sono i rischi. Quindi questo penso che sia il trade union tra il movimento etico digitale e ENAIP, e il movimento etico digitale è fatto prevalentemente da giovani. Io sono lo zio all'interno, sono lo zio vecchio, che come vedete si occupa in realtà della formazione non tanto dei giovani, ma come vedete dei meno giovani, perché comunque quello che abbiamo anche discusso insieme al fondatore era l'importanza che insieme a un'educazione consapevole dei ragazzi ci fosse anche un'educazione consapevole dei genitori, quindi chi questi ragazzi li gestisce e chi magari decide se mettere un'educazione digitale tra le materie scolastiche. Quindi abbiamo qualche buon segnale nel Vicentino che qualche scuola ha già aperto a quest'idea, quindi direi che siamo già sulla buona strada. Per inquadrare meglio la situazione vi porto qualche dato che io ho trovo sempre molto interessante, e il primo dato che vi offro è questo.
quante volte, e faccio sotto forma di quiz chiaramente, quante volte secondo voi un adolescente in media sblocca il proprio smartphone? Se più o meno di 100 volte al giorno. Chi è più, alzi la mano, più di 100 volte, ma siete preparatissimi. Allora, diciamo che nella media, se prendiamo tutti, la media è un po' più bassa, nel senso che siamo intorno alle 80 volte al giorno. Se prendiamo gli adolescenti, diciamo, ci superano come in tante altre cose e arriviamo a 120. Cosa vuol dire 120 al giorno? Io l'ho tradotto in qualche numero, cioè vuol dire che sono 18 volte all'ora, quindi più o meno una volta ogni 3 minuti. Vuol dire che praticamente questo cellulare ce l'abbiamo più o meno sempre in mano, e io aggiungo un pezzettino da adulto, che anche a me capita di avere un po' troppo spesso rispetto a quello che vorrei il cellulare in mano, perché c'è l'elenco della spesa, perché c'è il calendario, perché c'è WhatsApp, perché c'è... e quindi piano piano devo dire che anch'io inizio a fare difficoltà a scendere sotto quelle medie, perché comunque ci abbiamo sopra, ci gira mezza nostra vita, se non 3/4, e quindi chiaramente diventa molto importante avere diciamo, il controllo di quello che noi andiamo a vedere. Ma oltre a questo, il tema è un ragazzo che forse ha meno impegni di noi, ha meno attività, perché è così curioso di andare ad accendere il cellulare, quindi sbloccarlo? Cosa c'è sopra i cellulari? Vai. Giochi? Sì. Poi cos'altro? Qual è l'altro mondo? Le chat? I social I media. social. C'è questo grande mondo dei social che come fa a non sviluppare curiosità? Se noi abbiamo la nostra vita che va avanti nella vita reale, che viene accompagnata da un sacco di persone che la vita reale la raccontano anche tramite i social, e quindi abbiamo sempre più social e sempre più racconti. E quindi come fai a non incuriosirti di quello che ha fatto il tuo migliore amico, la ragazza che ti piace, il ragazzo che magari hai incontrato per andarlo a cercare? E quindi ecco che la curiosità si fa sempre più forte, ed è chiaro che io ho questo movimento quasi automatico, quasi inconsapevole, che mi rapisce di andare a vedere che cosa è successo e di scoprire qualcosa di nuovo. E allora anche qui qualche dato, tanto per inquadrare bene la situazione. Leggevo su una statistica molto interessante fatta in collaborazione tra We Are Social e HotSuite in merito agli ultimi numeri. 4,7 miliardi di persone oggi si accedono a internet. Questo vuol dire che abbiamo raggiunto ad oggi il 60% della popolazione mondiale che accede ad internet. Se questo dato vi spaventa, sappiate che più o meno 1% ogni 4 mesi aumenta, quindi è ancora in una fase crescente. Chiaramente le statistiche dicono che se la statistica è cresciuta fino ad oggi, se abbiamo già il 60% della popolazione, questa curva piano piano andrà a appiattirsi, però ad oggi parliamo di 60% della popolazione. Quando guardiamo l'anno, 5% in più di persone all'anno che si collegano ai social, quindi abbiamo un aumento anche da quel punto di vista. E se guardiamo i tempi, quelli sono abbastanza spaventosi, 2 ore e mezza di media al giorno attaccati ai social. È vero, ci girano sopra non solo informazioni di diletto, ma anche informazioni di lavoro. Quante aziende oggi vediamo utilizzare WhatsApp con gruppi anche nel contesto aziendale, con naturalmente la pelle d'oca di tutti gli addetti all'IT che vedono delle informazioni girare su questi social, dove naturalmente la sicurezza è diventata una questione sempre più importante e dove non è facile gestirla se si gestisce al di fuori di quelli che sono i canali ufficiali. Fortunatamente anche gli stessi media, i social media che utilizziamo, quindi WhatsApp stesso, si preoccupa della crittografia, di tutelare i dati, ma come sapete è una delle aree più deboli di tutto questo mondo dei social network. Gli altri dati ve li lascio un po' così guardare, ma non voglio soffermarmi troppo, anche per non rubare troppo tempo. Quello che mi interessa è darvi un altro dato che ho trovato anche molto interessante. I social media variano. Abbiamo qualche social media che nasce e muore, abbiamo qualche social media che nasce e prende potere più di qualunque altro. In questo momento è il momento di TikTok, con l'aberrazione di qualche genitore, di qualche docente, di qualche persona, però la realtà è che se noi chiediamo ai giovani, la maggior parte sta usando TikTok. E qua lo posso dire perché ho i colleghi della CIS, quindi posso spifferare questa cosa. Sono andato lì e c'è il loro videomaker interno che sta insistendo perché anche CIS faccia qualche video su TikTok, e ci sta, stiamo parlando ai giovani, questo è il loro canale, guardate i dati.
se prendete la media giornaliera di chi sta online, dei ragazzi, 95 minuti al giorno di chi sta online lo passa su TikTok. Voi ragazzi confermate? Ragazzi, avete TikTok? Quanto ci spendete più o meno sopra di tempo? Mezz'oretta al giorno mediamente? 2 ore, qualcuno 2 di più. ore. Tra l'altro questa cosa, non so a parte loro, che sicuramente lo conoscono meglio di noi, non so chi di voi ha mai avuto accesso ad altre forme tipo TikTok, come i reel di Facebook, come questi micro video che ormai girano non solo sulle piattaforme di TikTok, ci rapiscono un po'. Io non c'è bisogno di avere la loro età, ma anche la nostra età, per essere comunque un po' rapiti, e quindi chiaramente è importante. E dal momento che quei video raccontano di noi, e qua mi rivolgo a tutti un po' e soprattutto a voi ragazzi, dato che raccontano di noi, è chiaro che man mano che mettiamo cose che raccontano di noi sulla rete diventa importante anche occuparsi di quella che è la nostra reputazione digitale. Cioè, tu come ti chiami? Vai, che non ti sento. Ruber, la tua identità com'è qua e anche man mano che tu metti video sul digitale e anche sul digitale. E questa è una questione importante che magari i ragazzi inizialmente possono trascurare un po', però diventa importante perché piano piano stiamo parlando sempre di più di un personal branding, cioè di quello che io metto sulla rete, racconto di me, diventa il mio marchio personale, che io piano piano metto e che piano piano incuriosisce anche le persone che hanno a che fare con me. Quindi, quando tu, come ti chiami? Edward. Alfa, tu quando conosci una ragazza, che cosa fai? La prima cosa che fai? Oh, Con i social. coi social. Vai a vedere il profilo o no? Sì. Eccolo là, eccolo là, ce l'abbiamo, giusto? Sì, E voi anche? Cioè la prima cosa che fate vado a vedere se c'è il profilo, se vado a cercare su Facebook, su TikTok, vado a vedere se c'è. Quindi è chiaro che quello che faccio, la prima cosa è andare a vedere qual è il social, la reputazione social, la reputazione online di questa persona. Ed è chiaro che è curioso andare a vedere le fotografie, quello che scrive, chi è, eccetera. E allora ecco che diventa importante occuparsi anche di questa parte. E c'è chi l'ha fatto in modo magistrale. Prendiamo un esempio, voi la riconoscete quasi sicuramente, loro non lo so. Vediamo. Tu la riconosci? Sì? Voi la riconoscete? Come facciamo a non riconoscerla? Chi è? Vai Elisa. La Ferragni. La Ferragni, è la Ferragni. Ormai la conosciamo. E vi do un dato che a me continua a stupire. Sapete quanti follower ha la Ferragni? 26 milioni. Lo sapete quanto siamo in Italia? Siamo 60 milioni. Questo vuol dire che 1 su 2 qui dentro segue la Ferragni. Chi segue la Ferragni qua alzi la mano? È come i voti a Berlusconi. Non si capisce bene da dove arrivano, però qualcuno la Ferragni la segue, ragazzi. Cioè, i dati non sono inventati. Bene. Perché questo esempio? Perché la reputazione online di questa persona ha fatto sì che lei costruisse intorno a sé un brand che ci piaccia o non ci piaccia, che funziona, ed oggi quello che succede è che lei guadagna dal suo brand sociale, quindi da quello che lei pubblica sui social, ad arrivare a delle cifre incredibili se voi ci pensate, perché un suo post su TikTok ha un guadagno pazzesco. Tu sai quanto guadagna un post su Twitter della Ferragni? Tu lo sai quanto guadagna? Prova a sparare un numero, vai. Dai, spara una cifra. Quella che ti piacerebbe guadagnare con un post su TikTok. 10.000. Tu offri di più o di meno? Un post della Ferragni su Twitter, quanto vale? Tanto. 20.000. 20.000. Ragazzi, un post della Ferragni su Twitter oggi prende 50-60 mila euro. Ok? Questo vuol dire che non è che si arriva a caso, ok, a queste cifre, si arriva a queste cifre proprio perché questa persona è più di 10 anni che lavora su costruire la sua identità digitale, la sua reputazione digitale, e naturalmente quando tu crei una reputazione digitale funzionante riesci anche a farla funzionare dal punto di vista economico e quindi portare a casa dei risultati. Non è una cosa da tutti, quindi vi invito a guardare quei numeri e sapere che dietro c'è un grandissimo lavoro. Dietro c'è un grandissimo sforzo, dietro c'è una scelta molto precisa di quello che voglio fare e come lo voglio guadagnare e soprattutto di quello che voglio trasmettere, perché quando io vi ho chiesto chi la segue, per carità nessuno la segue, però qualcuno che la segue c'è, ok? Ora è chiaro che nel momento in cui io
mi espongo ai social, che mi chiami Ferragni o che mi chiami Cabigiosu, sentite già il nome, che differenza orribile, non si può pronunciare, però indipendentemente da come mi chiamo, io mi creo una reputazione. Questa reputazione è in balia di tutti e più io sono consapevole di questo, più diventa importante che io la curi, perché mentre nella vita reale io magari vedo chi mi insulta, vedo chi mi tratta male, nel mondo cyber è un po' più difficile perché posso entrare un po' mascherato e quindi naturalmente è più facile che avvengano delle cose che vanno vicino a questo tema che noi oggi qua tocchiamo e che probabilmente i ragazzi ne hanno un po' le scatole piene di sentir parlare di cyberbullismo, no? Ne hai già sentito parlare? Basta, nelle scatole piene? Ne hai le scatole piene? O no? O sempre un po' interessante? Qualcosa da sapere c'è? Vai. Non è bello il cyberbullismo. Non è bello, certo, non è bello, ma dobbiamo sapere che esiste e dobbiamo sapere che più noi siamo online e siamo all'interno della vita social e più chiaramente siamo soggetti a diventare vittime o anche attori più o meno consapevoli di cyberbullismo. Cosa vuol dire vittime? Vuol dire che io divento il centro magari di un attacco da parte di altri miei amici, ma potrebbe essere anche che cliccando quel maledetto pollicione all'insù e mettendo un like sul post di un mio amico divento attore di un'azione di cyberbullismo, perché magari quel post lì denigra magari qualcun altro. Allora è chiaro che devo fare molta attenzione, devo fare un po' più di attenzione a quello che faccio, perché due cose che succedono molto spesso sui social sono questi due eventi che sono legati al cyberbullismo, cioè il body shaming, quindi prendo una persona e per l'aspetto fisico lo prendo in giro, oppure quello che faccio è ne parlo semplicemente male. E dato che questa cosa qui è facile, perché io non sono in presenza, non ti guardo negli occhi, ma sono dietro il mio schermo, sulla mia tastiera, mi viene più facile dirti robe brutte. Salvo che poi se ti vedo in faccia mi vergogno un po', cioè non è la stessa cosa che in presenza. E allora ecco che nel momento in cui voi create una vostra identità sociale, la create non solo quando fate il vostro profilo, ma anche quando voi mettete un like, anche quando noi mettiamo un like, anche quando io pubblico un po' su LinkedIn. Devo stare attento a quello che dico, a quello che faccio, perché in quel momento lì divento chiaramente oggetto della mia identità digitale. E voi pensate che questo succeda solo alle persone normali, a quelli come noi? No, succede anche a lei, alla nostra amica Chiara Ferragni, poverina. Sapete che è stata invitata agli Uffizi e naturalmente qualcuno ha detto benissimo, è un modo per promuovere gli Uffizi, e qualcuno ha detto l'immagine è assolutamente emblematica, l'ignoranza dalle spalle all'arte, ok? Quindi ha iniziato a dire che in realtà ha dato l'ignorante alla Ferragni, piuttosto che ha detto Chiara Ferragni divinità contemporanea, sul serio, vi prego, ditemi che è ironico. Naturalmente c'è chi la figura non l'accetta e quindi fa questo tipo di post che sono possibili, sono leciti perché nessuno li blocca, ma sappiate che vanno nella direzione di una sorta di cyberbullismo, perché stanno facendo comunque un discorso di odio nei confronti di una persona. Quindi quando io metto un like a un post di questo genere devo stare attento a quello che è poi la mia identità sociale. Ma non è solo lei, anche quando scendiamo su livelli più bassi. Questa ragazza la conoscete, Linda Cerruti, ne avete mai sentito parlare? No? No? Sì. Certo, perché lei ha molti meno follower. Questa ragazza è una sincronet, ha vinto, come vedete, 8 medaglie ai Giochi Olimpici sul nuoto sincronizzato, è stata atleta per più di 10 anni, chi di voi fa sport lo sa, con degli sforzi enormi, sacrifici enormi, ha vinto le sue medaglie olimpiche, ha fatto questa fotografia e naturalmente i social si sono scatenati perché culo, cosce e tutto quello che ne volete è stato oggetto naturalmente di hate speech, al punto che lei si è scatenata dicendo se sto zitta in questo momento è come dare credito a queste persone, quindi ha pubblicato degli articoli, se ne è parlato proprio per aiutare queste forme di cyberbullismo a essere diminuite, a parlarne, quindi affrontare il problema e non affrontarlo come un tabù. Come siamo coi tempi? Ancora qualche minuto? Ancora 1 e mezzo. 2 e mezzo, perfetto, ci siamo. Allora, è chiaro che di fronte a queste immagini noi ci possiamo rendere conto di persone famose che vengono fatte oggetto quindi di cyberbullismo, ma immaginatevi le persone non famose, quindi chiunque di noi ha un profilo social può essere fatto oggetto di cyberbullismo. E questa che vi faccio vedere alle mie spalle, non so se la conoscete, è una delle robe più orribilanti che sia successo negli ultimi tempi,
questa Boiler Cup Challenge che è stata scatenata sul canale di TikTok quest'estate, in cui si sfidavano i ragazzi a conquistare le ragazze sovrappeso, fare un video, e naturalmente questo avrebbe dato loro dei punti per vincere questa Summer Cup Challenge. Quindi naturalmente con persone inconsapevoli che vanno all'interno della rete, che vengono prese di mira proprio per il loro aspetto fisico, e quindi con tutto quello che ne consegue, delle conseguenze anche psicologiche di queste ragazze che poi si ritrovano all'interno di questa sfida, avendo invece immaginato di aver passato una serata piacevole con un ragazzo e di averne anche conquistato uno. Quindi immaginatevi anche la delusione proprio di vita che queste persone subiscono. Quindi un invito ai ragazzi, che peccato sono andati via, ma è chiaramente uno stimolo anche per noi a tenere un po' sott'occhio quello che fanno i nostri figli, i nostri ragazzi e chi è in casa con noi. È chiaro che quando parliamo di cyberbullismo dobbiamo renderci conto che non è una cosa che succede solamente all'interno del mondo cyber, cioè il bullismo esiste nelle scuole, è sempre esistito, esiste nell'esercito, esiste in tutti gli ambienti in cui ci sono delle persone più forti e delle persone più deboli. Ed è chiaro che se noi chiediamo ai ragazzi, i ragazzi dicono bullismo, sì certo, anche a scuola il 50%, quindi 1 su 2 dice qualche atto, anche reiterato, mi è capitato. E quando noi parliamo di cyberbullismo, anche lì abbiamo ragazzi che ci dicono, quindi un ragazzo su 4 ci dice sì, a me è capitato qualcosa del genere, ho fatto dei post e poi mi è tornato indietro qualche brutta affermazione, qualche cosa che ho dovuto gestire. La cosa che ci deve preoccupare più, soprattutto adesso che siamo rimasti solo noi adulti, noi vecchiotti, scusate il vecchiotti lo dico per me, è che 1 su 2 non ne parla in casa. Questo vuol dire che non abbiamo creato le condizioni di un'apertura, quindi anche questo è importante da sapere come dato. Cioè riusciamo ad aprire i canali di comunicazione con i nostri figli, perché 1 su 2 non ne parla, si vergogna, ha paura di quello che gli diciamo. E soprattutto dobbiamo renderci conto che comunque i nostri ragazzi passano delle ore sul web e quindi sui social, perché il social è divertente, perché il social racconta, perché il social va avanti, e quindi è chiaro che ci dobbiamo rendere più consapevoli di quello che succederà. Quindi che direzione prenderà questo futuro digitale? Prenderà sicuramente una direzione interessante, perché le opportunità che offre il mondo digitale sono tantissime, noi non ce le possiamo dimenticare. Va però sempre più reso consapevole chiunque di noi, partendo da noi ad arrivare ai nostri figli, che quando noi entriamo nel mondo social stiamo entrando noi come persone, noi non come identità irreale, ma come identità reale, e quello che noi raccontiamo è una cosa reale, e quindi dobbiamo sempre più occuparci di come ci presentiamo in pubblico in presenza, di come ci presentiamo in pubblico online. E allora affrontiamo e prendiamo il digitale con tutte le cose belle che può offrirci, e qua faccio degli esempi. Tenersi in contatto, questi ragazzi qua, se guardate negli stand, cioè, sono robe bellissime, io li invidio, cioè vai a studiare in Olanda, vai a studiare negli Stati Uniti, fai un'esperienza, vai, viaggiare oggi è possibile. È chiaro che tenersi in contatto tramite social è più facile creare una comunità di interessi. Io per esempio vorrei sapere cosa dicono i ragazzi del Politecnico di Torino, trovo un gruppo su WhatsApp, su Facebook, su TikTok del Politecnico di Torino, posso chiedere, posso scoprire nuovi interessi, perché se mi interessa qualcosa, modellismo, io non l'ho mai fatto, posso andare a vedere sui social cosa si dice. Ci sono anche degli influencer educativi, guardate Geopop adesso sta andando in giro sempre di più, sono questi micro video fatti da un divulgatore scientifico molto carini, quindi è anche utile, si possono fornire, ricevere supporto, informazioni, combattere cause sociali. Guardate quello che sta facendo Alex Bellini, quello che ha attraversato l'Atlantico a remi per l'inquinamento. Si possono imparare lingue straniere, ci sono un sacco di app che mi permettono di collegarmi con qualcuno, fare qualche chiacchierata in lingua, si possono apprendere nuove competenze, posso creare il mio personal brand come ha fatto la Ferragni e magari guadagnare anche solo 1 milione all'anno, a me basterebbe per esempio. Però ecco, bisogna naturalmente lavorarci ed avere un approccio positivo al social, e soprattutto un approccio, oltre che positivo, consapevole di dove voglio andare, che reputazione di me voglio passare, e quindi di stare attento a quelli che sono i rischi, ma anche essere molto consapevoli di tutte le opportunità. Grazie, e passo la parola a Emanuela. Grazie davvero Sergio, è stato un intervento estremamente interessante e stimolante. Sono sicura che riusciremo a tagliarci qualche minuto per la sessione di domande che faremo dopo.
Ora introduco il secondo intervento, pertanto invito di nuovo la dottoressa Claudia Bordin a parlare del progetto Rispact, perché è stata proprio una beneficiaria diretta delle attività. Bene, buongiorno, grazie. Buongiorno, sono Claudia Bordin, insegno presso il Centro di Formazione Professionale di Dolo. L'anno scorso, all'inizio di ottobre, sono stata inserita come partecipante al progetto Respact, che non c'è ancora, che è questo progetto internazionale, e ho avuto modo di confrontarmi, di lavorare con colleghi della Svezia e della Germania sui temi del cyberbullismo. È stata una cosa estremamente interessante dal mio punto di vista personale, perché questa attività mi ha fatto conoscere delle realtà e dei temi che francamente non avevo più di tanto approfondito, e anche ho avuto modo di avere dei punti di vista diversi, perché legati a realtà sociali diverse, quindi la realtà della Svezia, la realtà della Germania, anche se hanno dei punti comuni, però avevano degli approcci che non sono quelli che avevo avuto fino ad allora. E questa è stata una prima attività online. Durante questa attività abbiamo avuto modo di scambiarci dei materiali online relativi al tema, che io poi ho utilizzato nelle mie classi durante le mie lezioni, per cui ho fatto vedere dei video sul tema a diverse classi e ho avuto risposte differenti a parità di materiale, però. Ho rilevato, soprattutto le classi dove le età erano più elevate, che c'era un atteggiamento un po' di sufficienza, perché mi hanno detto queste cose ce le hanno già raccontate anche negli anni precedenti, è sempre la solita storia, e anche c'era una sorta di sfiducia sul fatto di trattare queste cose, perché dicevano sì, se ne parla, c'è sempre quello che dichiara che non si deve fare così, che non si deve fare così, però poi in realtà il comportamento è completamente differente, quindi comunque tengono atteggiamenti che sono aggressivi. Comunque a me ha fatto piacere fare questa cosa nelle classi, perché soprattutto alcuni ragazzi hanno avuto modo anche di esprimere il loro punto di vista e la loro sofferenza per quello che hanno sofferto nel corso degli anni scolastici a causa di attacchi di bullismo di vario tipo. E poi abbiamo avuto un'esperienza successiva insieme alla collega Emanuela a maggio, dove abbiamo potuto partecipare a un'altra formazione in presenza insieme con i colleghi svedesi e tedeschi, dove ci hanno fatto vedere che cos'è una escape room. E abbiamo proprio sperimentato qual è una escape room commerciale, quindi proprio quelle che vai a pagamento, insomma, e invece un escape room con scopi didattici, quindi la costruzione di un percorso con ostacoli, con strade morte, eccetera, per trasmettere, per convogliare contenuti che possono catturare l'attenzione degli adolescenti e dei ragazzi. Questo con lo scopo anche di riuscire a costruire poi un materiale ad hoc da usare nelle nostre classi. Ecco, quindi questa è stata un po' questa carrellata di questa attività che si è svolta nell'arco di un anno più o meno, un anno solare. Io personalmente, avendo anche una certa età, non avevo più di tanto contatto con questa realtà dei social, del problema di utilizzo di certi strumenti, anche di TikTok. Su altri corsi ce li hanno fatti vedere, ci hanno chiesto di usarli. Io francamente ho delle difficoltà, cioè proprio ho un rifiuto. Ma, insomma, non sono una ragazzina, però io mi rendo conto, captando i discorsi dei ragazzi in classe, che loro vivono su TikTok e guardano continuamente, come diceva il relatore, il collega, continuamente cose che poi riportano in classe, che sono prese in giro continue di atteggiamenti di persone che comunque si mettono in piazza, senza consapevolezza del fatto che mettendosi in piazza si espongono a quello che una volta si chiamava il pubblico ludibrio. E per loro è una cosa totalmente normale, e se tu gli fai notare che non è un atteggiamento costruttivo o comunque corretto, sì, ok, è vero, però cosa cambia? Cioè c'è proprio questa sorta di indifferenza, di superficialità, e quindi io sto facendo nelle classi un lavoro
paziente, minuzioso, delicato, anche discreto, perché non è che puoi andare ad attaccare o dire no, non si fa così, perché figuriamoci, di riflessione su quello che è il rispetto reciproco, cercando di dargli degli strumenti. Nella mia esperienza pluriennale di insegnante ho visto che intanto si semina, forse si raccoglierà più avanti, ma intanto il mio dovere, il nostro dovere di adulti e di educatori e di formatori, intanto buttare là e dirglielo, poi un po' alla volta qualcosa verrà fuori, ecco. Bene, io ho concluso, la ringrazio, grazie dell'attenzione. Grazie Claudia, grazie per questa testimonianza. Allora, abbiamo qualche minuto prima di chiudere per fare qualche domanda ai nostri relatori. Pertanto comincerei dal pubblico, vorrei sapere se da parte di chi è presente in sala c'è qualche curiosità che vuole essere approfondita attraverso una domanda ai nostri relatori. Perfetto, abbiamo una persona, passo il microfono, ok, grazie. Mi siedo davanti che se no... Sì, mi chiedevo se potevate approfondire un po' di più l'aspetto di come si educa la comunicazione, perché mi sentite, sì? Sì, perfettamente. Ho idea che noi rimaniamo in una posizione adultocentrica. A conti fatti, anche i giovanissimi che si occupano di educazione hanno comunque, non condividono una generazione, e la nuova generazione è caratterizzata dal fatto, lo insegnate voi a me, che c'è una confusione di identità tra identità reale e identità virtuale. E ho l'idea che noi continuiamo a fare divulgazione, tanta divulgazione, ma continuiamo a rimanere un po' indietro su come educare i ragazzi a comunicare con rispetto. Cioè, se io non sono capace di rendermi conto che il mio comportamento è antirispetto, come faccio a modificare quello che sto facendo? Allora mi chiedevo se potevate approfondire, per esempio Claudia, tu parlavi di come stai inserendo delle micropillole all'interno delle classi. Volevo, se è possibile, un esempio più specifico. Grazie. Quello che faccio effettivamente. Allora, io all'inizio dell'anno faccio un brainstorming proponendo una parola, e nei secondi anni faccio proprio sul tema del rispetto. Nei terzi anni faccio sul lavoro, però comunque poi ci si collega. E facciamo un brainstorming con tutta la classe, quindi chiedo ai ragazzi che dicano quello che gli viene in mente quando sentono questa parola, raccolgo tutte queste loro idee in una word cloud, gliela faccio scrivere perché sono vecchia, e poi gli dico: adesso ciascuno di voi sceglie 5 parole fra quelle che sono state e prepara una riflessione, un'esposizione, chiamiamola come vogliamo, dove dice perché secondo lei o secondo lui quella parola si collega a. E poi chiedo che venga fatta questa esposizione davanti alla classe, anche per stimolarli a costruire un discorso di fronte alla gente, perché poi gli serve anche per il lavoro, cioè sono tanti aspetti su questa attività, ovviamente non è solo... E lì, quando loro fanno le loro esposizioni, chiedo che portino esempi, che spieghino anche, che portino collegamenti anche per contrasto. Se ne parla insieme e la classe tutta deve esprimere una valutazione, nel senso di dire sì, ho capito quello che ha detto, condivido, non condivido. È un lavoro lungo, mi ci vuole un po' di tempo, ovviamente. Però io vedo che non dico i suoi frutti, però i ragazzi intanto partecipano in maniera cioè proprio partecipano attivamente, nessuno si fa gli affari suoi, per esempio, che è già una bella cosa perché non è proprio scontato, e un po' alla volta nel corso del tempo i ragazzi riescono anche a cercare di pensare a quello che gli viene chiesto di dire, a pensare, a esprimere quello che loro vivono o come quello che loro pensano, ecco. Quindi io faccio intanto questa cosa qua. Ecco. Se posso aggiungere un pezzettino? No, perché prima parlavate di moduli, no? Che ci sono, che mettete a disposizione dei moduli per fare la formazione ai formatori. No, mi sono perso.
No, evidentemente la signora fa Ah, riferimento al sì. progetto Rispact, che crea un modello di trasferibilità per i formatori Sì. in questo Ah, ambito. ok. Sì, esattamente. Sì, E io- la domanda, signora, prego? Era per capire se per esempio questa pillola rientra in questi moduli che voi avete predisposto e che se quindi ci sono questi strumenti che vengono costruiti poi possono essere anche Condivisi. diventare appunto utilizzati, diffusi anche tra altri formatori, docenti, che poi li inseriscono nelle attività che già fanno Esattamente. magari, no? Certo. Perché il momento della riflessione chiaramente è la metodologia attiva, è quello che fa un po' la differenza. Però ecco, mi chiedevo se voi, come si diceva prima in anticipo, se avete di questi creato ecco, questi strumenti. Sì, i materiali ci sono e li possiamo naturalmente condividere perché fanno parte del progetto e possiamo anche metterci in contatto direttamente in modo tale da fornire informazioni di dettaglio, no? Però ci sono, c'è un kit di strumenti fatto apposta per i formatori. Sì, io volevo aggiungere un esempio molto concreto da parte del movimento etico digitale, è che lo scopo è formatori volontari, quindi quello che succede è che ci sono dei ragazzi, quindi ragazzi non io, che vanno nelle scuole, che normalmente sono persone che hanno iniziato, cioè sono più giovani, però lavorano nel mondo del digitale o amanti del digitale ma pedagogisti, quindi le due figure sono queste, e che vanno a fare degli interventi gratuiti all'interno della scuola. È chiaro che il vantaggio rispetto al docente è che è un elemento esterno e quindi un po' per la curiosità, un po' perché comunque sono dentro il mondo e anziché non amare magari TikTok e quindi inevitabilmente avere un approccio diverso da quello che hanno, amano TikTok e sono dentro i social, lo conoscono molto bene, conoscono anche un po' chi è magari l'influencer del momento, il youtuber, quello che fa il gioco, il videogioco, quindi utilizzando quelli portano chiaramente un po' di informazione. Non può essere un lavoro come quello che fa un docente con una sua continuità, però può essere un buono stimolo magari per avere dei picchi di interesse, per esempio per stimolare qualche inizio di un lavoro, qualche fine, e quindi se c'è l'interesse chiaramente io sono qui anche per quello, proprio per promuovere un po' questa attività gratuita che fa il movimento etico digitale tramite i formatori. Ci sono 200 formatori volontari in tutta Italia, anche in diverse regioni, quindi un po' il nostro mantra, il nostro scopo è quello appunto aiutare i docenti, aiutare le organizzazioni, aiutare i genitori a educare i nostri ragazzi a fare un uso consapevole della rete. Quello che facciamo ogni tanto cerchiamo anche dove abbiamo visto i ragazzi, magari la sera vediamo anche i genitori, così facciamo magari, cerchiamo di chiudere il cerchio, ecco, con questo. Questa cosa è importante perché prima lei diceva che circa metà dei ragazzi non parla a casa con i genitori e questa cosa è un problema. Però io ho anche in mente che certi genitori con i quali effettivamente un ragazzino o una ragazzina non può parlare perché non c'è una apertura mentale nei confronti di, e quindi questo sì, non ci si può neanche rivolgere solo ai ragazzi. L'educazione va fatta in parallelo su tutta la famiglia. Purtroppo non c'è questa attenzione secondo me a livello anche politico e le conseguenze poi si vedono. Scusate, ma io questa cosa ce l'ho nel cuore. Sì, cioè. partendo dal presupposto poi che spesso i genitori sono anche un cattivo modello, perché io parto da me, che come dicevo appunto a volte sblocco un paio di centinaia di volte in più di quello che vorrei il cellulare davanti ai miei figli, mi rendo conto anch'io di essere un cattivo modello, quindi è chiaro che parlarne anche in un evento pubblico in cui ne parlo con altri genitori mi richiama anche la mia attenzione rispetto ad essere un buon modello, quindi senza questo a riprova del fatto che una delle difficoltà che abbiamo a portare un modello diverso è che ci sono pochi modelli positivi in questo senso, cioè, quindi questo penso che sia una delle difficoltà principali sul valore anche del rispetto. Penso che oggi anche nella discussione politica o quello che è pubblica abbiamo spesso e volentieri dei modelli che non ci aiutano a insegnare il rispetto, quindi su questo è chiaro che siamo sempre in rincorsa con tutte le difficoltà del caso. Ecco. Sì, è una difficoltà di decodificare il mondo che ci circonda, no? Ed effettivamente possiamo riscontrarlo a vari livelli. Dunque, siamo arrivati alle battute finali
Io vi ringrazio moltissimo del vostro interesse. C'è un'altra domanda? Mi dispiace essere arrivata qui in coda perché è un argomento di grande interesse per me. E nella nostra scuola e nella nostra rete di scuole si sta procedendo con la peer education su questo settore qui. Quindi noi abbiamo gli ambasciatori della comunicazione non ostile, vabbè, il riferimento è al manifesto, però loro lavorano, vengono formati e poi lavorano con le classi e con i comuni, cioè i comuni, la rete di comuni ha messo a disposizione un sito, insomma una piattaforma, e questi ragazzi vengono chiamati anche dalle biblioteche, dalle scuole medie, dalle scuole. Noi siamo a Portogruaro, provincia di Venezia, ed è un lavoro, questo della collaborazione con i comuni, sono tutti piccoli comuni, è un lavoro appena iniziato, stanno creando questa piattaforma attraverso quali i ragazzi vengono chiamati. Prima c'è la formazione che procede come avete più o meno indicato, insomma. Non conoscevo questo movimento etico digitale e sono interessata, è stata una bella sorpresa, anche se non sono riuscita a prendere la conversazione. Grazie. Bene, grazie a lei signora, e mi dà modo di chiudere appunto i lavori menzionando l'importanza della costruzione di un modello, no? Un modello per generare una cittadinanza consapevole, perché è a quello che dobbiamo assolutamente tendere. Sì, in quest'ottica il movimento sta lavorando anche a livello europeo per creare la giornata europea della cittadinanza digitale. Perfetto. Perché abbiamo appunto inaugurato lo scorso 22 ottobre, che è la giornata che è stata un po' eletta per diventare la giornata europea. Naturalmente ci sono due canali che stanno andando avanti, uno è un canale informale, quindi del movimento etico, per cui noi stiamo già iniziando a fare iniziative in quella settimana e eventi, e l'altro è il canale politico, in cui si sta naturalmente lavorando con le istituzioni italiane e europee, con un gruppo di giovani che se ne sta occupando, per fare appunto nominare la giornata europea della cittadinanza digitale, che ha come scopo quello proprio di sensibilizzare almeno una volta all'anno in modo un po' più corposo questo tema delle identità digitali. Ecco. Benissimo, grazie. Siamo in chiusura, io volevo avvisare i presenti che a seguito di questo seminario alle 12:30 ce ne sarà un altro assolutamente interessante sul pensiero critico. Ci sono vari appuntamenti organizzati dall'ENAIP in seno naturalmente al Giove Orienta, e per tutta la giornata di oggi ve ne segnalo appunto più di qualcuno. Nerdvet, pensiero critico ed educazione digitale dalle 12:30 alle 13:30, nel quale continueremo ad avere il prezioso contributo del dottor Sergio Cavigiosu. Manus Futuri presso l'Auditorium dalle 12:30 alle 13:30, è un appuntamento concomitante ma è molto importante allo stesso modo. Dalle 14:30 alle 16, Houston abbiamo un problema in questo stand. Dalle 16:30 alle 17:30, supportare senza invadere, la comunicazione ok dei like con i giovani quando è tempo di orientamento. Nel ringraziarvi ancora per la vostra attenzione, non mi resta che augurarvi una buonissima giornata. Grazie. Arrivederci.